La compagnia di Gioia Tauro ha oggi eseguito 8 misure cautelari, rispettivamente 4 in carcere, 2 con divieto di dimora e 2 con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di 8 persone, in particolare 2 di esse straniere originarie del Gambia, mentre le altre tutte di nazionalità italiana. L'attività iniziata nel novembre 2019 e conclusasi nel giugno 2020 ha permesso di circostanziare almeno 55 episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sia nei pressi della tendopoli di San Ferdinando, sia nelle campagne di proprietà di uno degli indagati, poi tratto in arresto, dove lo stesso nascondeva lo stupefacente. Per quanto riguarda la tendopoli ministeriale, è emerso come un operaio delle ditte di pulizie di nazionalità gambiana e una donna italiana che lavorava al front office della tendopoli ricevessero dello stupefacente da parte di un altro gambiano e contribuissero all'attività di spaccio all'interno della tendopoli e nei dintorni di essa, sia nei confronti di cittadini stranieri che nei confronti di italiani.